Queste saranno le tue arti: stabilire norme alla pace, risparmiare i sottomessi e debellare i superbi. Con queste parole, dall'oltretomba, il padre di Enea annuncia al figlio la sua missione: generare sulle coste del Lazio una civiltà grandiosa e pacifica, sulle cui fondamenta sarebbe sorta la gloria dell'impero romano. Figlio della dea Venere e del troiano Anchise, Enea fugge da Troia alla fine della guerra. Dopo lunghe peregrinazioni approda nel Lazio alla corte del re Latino per sposare sua figlia Lavinia, da cui sarebbe stata generata la stirpe del popolo romano. Le sue vicende sono narrate da Virgilio nel I secolo a.C. nel poema Eneide. La missione dell'eroe rappresenta la giustificazione mitica ed etica dell'impero romano. I suoi valori costituiscono il modello morale e politico dei romani. Come i grandi eroi mitici, Enea è identificato da alcune virtù: la pietas, il rispetto della volontà divina e delle istituzioni politiche, ma anche la clemenza, il coraggio e la lealtà. A differenza di Achille e di Odisseo, Enea si rivela personaggio dai tratti caratteriali più complessi. Non è un eroe invulnerabile, spesso lo affliggono la stanchezza e il dubbio, ma egli non indugia, spinto dall'esigenza di rispettare il volere del fato e di portare a termine la sua missione. La sua figura è rimasta impressa nell'immaginario collettivo. Nel Novecento il fascismo ha tramutato i valori di Enea nei capisaldi della propria ideologia, tralasciando però del tutto la dimensione antiviolenta dell'eroe. La cultura occidentale ha tramandato nei secoli i suoi valori, ancora oggi racchiusi nell'iconografia del personaggio. L'immagine dell'eroe obbediente agli dei, col padre in spalla e il figlio per mano, ritrae con sintesi efficace le virtù di questo personaggio. Un'eredità spirituale del mondo antico che è giunta fino ai nostri giorni.